Il sentiero di Fruins di Luigina Lorenzini. Ricordi di Adriana Mecchia, classe 1936, Bruna Mecchia, Iores, classe 1943 e miei di Luigina Lorenzini. Seconda parte. Al centro, ecco un angolo davvero magico, l'orologio. È semplicemente un'aguglia di roccia più compatta delle altre, che come uno spuntone si erge nella scarpata franosa, proprio nel punto in cui il sentiero maggiormente rientra. Me l'avrà detto 1000 volte mia madre, che quel posto proprio nulla ha a che fare con l'orologio del campanile. Quello era il luogo del gioco del nascondino, altro punto dove inesorabilmente bisognava fermarsi, sulla strada del rientro dalla scuola. Niente, per me era l'orologio e basta. Ed è buffo come questi luoghi acquistino una diversa imponenza, come quando da grandi si rivede il cortile dell'asilo o delle elementari. Come sono diventati piccoli, li vedo, sono proprio piccoli. Eppure resta nella mente la cartina con tutti i canaletti del campo del gioco delle biglie, che sembrava quasi quasi grande come la piantina del mondo, e la ringhiera sotto gli alberi, dove ci si sedeva a mangiare le castagne dopo la passeggiata, con le mani metà annerite dal carbone delle bucce bruciacchiate e metà appiccicate dalla pece. Perché quegli alberi magari facevano finta di niente, ma erano della famiglia dei pini. O l'angolo dove ci si fermava a giocare con il fratello di un anno più grande del nostro compagno di prima classe, e lui raccontava di essere uno di quelli proprio grandi, uno di quelli dell'ultimo anno. E ci sono voluti mesi perché capissimo che non era mica vero. Così il viale che sale su Palascodas. Quant'era lunga da bambina quella salita. Un tratto di sentiero che andava su, dritto, dritto di corsa, accanto al ruscello. Inutile tergiversare. C'è la salita? Allora su, dritti, fino in cima. Una salita infinita, di acciottolato bello, pulito, ben composto, da togliere il fiato. Ora non è più così ripido, né così lungo. L'aveva costruito anche mio nonno, quell'acciottolato, come tutti gli uomini del paese. E non so bene per quale motivo, ma ancora chiara nei miei ricordi di bambina c'era un'idea precisa. Quel pezzo di sentiero in salita, bello e ben composto, mio nonno, quel pezzo di acciottolato, l'aveva fatto tutto lui, da solo. Il ponticello, poi un altro dei miei punti più cari, il viale di Noccioli. Lo vedo, un tratto di sentiero che tira dritto fino a dove arriva lo sguardo. Da un lato e dall'altro, in uno di quei prati rimasti prati più a lungo, 2 file importanti, ma sorridenti e spensierate di noccioli, belli, lisci, giovani, d'un verde leggero e tenero, luminoso, dritti in fondo e curva, una pietra grande sulla destra, la Poia, dove si fermavano un attimo a riposare le donne che scendevano con il fascio del fieno o salivano con la gerla grande piena di farina o di patate in autunno. Come dal sedile esce una voce che ride e sembra neanche lei stessa credere alle sue parole. Ma lo sai che quei ragazzacci facevano anche giochi spaventosi? Una volta c'era quel gruppetto di ragazzacci, quelli erano davvero tremendi, ma andavano avanti piccoli ad accendere fuocherelli e loro dietro a spegnerli. Ah, che roba! Ma ci credi? Non era mica come adesso.
Ogni giorno scendevano da soli per andare a scuola a Chiamp, dalla prima elementare. Avranno avuto 5 anni. E in testa, come rispondesse, torna la voce di mia zia. Ma io ricordo di esserci stata anche prima di iniziare ad andare a scuola. Scendevo da sola a prendere il pane, con il biglietto della spesa. Una volta ricordo di aver sentito un bambino dire di no a sua mamma e ho voluto provare anch'io. Quando mia madre mi ha detto di andare a prendere il pane, le ho detto no. Non che avessi una buona ragione, era solo per provare. Solo che lei si era spaventata. Ha iniziato a chiedermi cosa avessi, se fosse successo qualcosa, se qualcuno mi avesse spaventato. Dopo quella volta non ho più detto di no, era troppo complicato. E lo facevamo di corsa, si stava 18-20 minuti a scendere, ma per le scorciatoie anche di meno. In salita no, in salita anche quelli che correvano più di mezz'ora. E ci dicevano, quando si passava vicino alla foce, di stare attenti, di non guardare giù, che altrimenti l'aria avrebbe tirato giù anche noi nel torrente. Arrivo, dove sulla destra c'è il tronco abbattuto di un antico castagno, come un fossile grosso tanto da non riuscire a gettargli le braccia al collo. È lì da sempre, o almeno da quando mi ricordo. È il segno fatto di legno di una delle tante volte in cui il bosco si è fatto beffe dell'uomo. L'avevano tagliato quando avevano tagliato il bosco. Era grosso, grosso e duro e massiccio. Il castagno è un legno resistente, ma erano riusciti a tagliarlo. La preoccupazione però era un'altra. Come farlo a pezzi per poi portarlo fin giù, a valle? Avevano tentato di tutto, niente. Alla fine, quando davvero non ne potevano più, avevano chiamato uno della cava di pietra, avevano preso la trivella e lo avevano forato. 3 buchi e dentro la dinamite, o almeno così raccontavano. Ma il castagno è l'isiccio, un legno di schegge e fessure. Si era aperto e poi aveva fatto una smorfia come un sorriso e si era richiuso più di prima. Esasperati, l'avevano lasciato lì, che la raccontasse a chi voleva. E la storia continua.